I voti controllati o i voti di scambio? Ma il voto di scambio certamente non l'ha inventato Berlusconi, c'è il voto di scambio col centrodestra come c'è il voto di scambio col centrosinistra, ci sono zone più o meno clientelari, nelle zone più clientelari il voto di scambio è quello che domina, a volte sono voti comprati, a volte sono voti comunque inquinati da favori fatti prima o da promesse di favori da fare dopo, quindi certamente c'è il voto di scambio, ma non è il voto di scambio che spiega i voti che prendono questi qua. I voti che prendono questi qua si spiegano da un lato col fatto che c'è gente di destra che comunque pur di non votare a sinistra, soprattutto questa sinistra, si taglierebbe un braccio. Si spiegano col fatto che lui ha le televisioni e riesce a conquistare una quota di persone che se non avesse le televisioni non riuscirebbe a conquistare, e poi si spiega col fatto che dall'altra parte l'offerta è talmente deprimente che molto spesso, come ho detto prima, io non giustifico, ma a volte capisco per quale ragione molti italiani fanno così tanta difficoltà a votare per questo centro-sinistra, soprattutto dopo averlo visto all'opera. I rischi per quanto riguarda me o altri che dicono queste cose o la paura, no, io personalmente ho la fortuna di vivere a Torino, che è una città dove un giornalista può raccontare queste cose senza che gli succeda niente. Penso che sicuramente se vivessi a Palermo qualche problema in più ce l'avrei. A Palermo ci sono dei giornalisti che hanno ragione di avere paura e che infatti vivono sotto scorta, come Lirio Abbate e come tanti altri. Io ho la fortuna che più che denunce non mi fanno, cioè più che denunce oppure cacciarmi fuori da anno zero, insomma queste cose qua, però nulla che attenga alla incolumità fisica. Perché ho tanta fiducia in Obama? Ma io non ho tanta fiducia in Obama, io non ho mica detto che ho fiducia in Obama, ho detto semplicemente che in Italia forse ci sarebbe bisogno di un uomo politico, diciamo, che non appartenga al Jurassic Park, che non sia lì dentro da 30 anni, che abbia qualche idea fresca e che possibilmente sia un contemporaneo. Dopodiché Obama farà i suoi errori, eccetera. Devo dire che io il cambio lo farei, ecco, con i nostri. Comunque, nonostante tutti gli errori, 4 anni di Obama me li farei volentieri, così, tanto per provare l'effetto che fa. Poi sull'Afghanistan adesso non è che uno può pensare che arriva Obama e immediatamente prende i soldati e li porta via dall'Afghanistan. L'Afghanistan è un casino inenarrabile, stanno cercando di limitare i danni che ha combinato Bush, esattamente come quando si creò il casino del Vietnam, poi ci volle qualcuno che tentasse di risolvere, alla fine scapparono dal Vietnam. Penso che dovranno scappare presto anche dall'Afghanistan, ma credo che stiano cercando di limitare i danni. Non credo che la politica di Obama sia la stessa politica di Bush, non mi pare proprio. Perché se volevano nascondere la lettera di Provenzano a Berlusconi non l'hanno bruciata? Quando si fa una perquisizione c'è un verbale di perquisizione redatto dai carabinieri. La perquisizione l'hanno fatta alcune decine di carabinieri che hanno visto quello che hanno trovato. Nel verbale di perquisizione i carabinieri, per fare in modo che nessuno si distraesse su quel documento, hanno scritto in stampatello maiuscolo lettera di Provenzano all'onorevole Berlusconi in cui gli si promette appoggio politico in cambio di una rete televisiva, in stampatello maiuscolo, cioè dovevano solo metterci l'evidenziatore verde, dire guardate cosa abbiamo trovato. Quindi bruciarla, insomma, bruciarla no, perché poi, a parte che Massimo Ciancimino ha tutti i duplicati di quelle lettere in cassaforte all'estero insieme al papello, avrebbero fatto anche brutta figura. Speravano che se la si dimenticasse, che venisse dimenticata da tutti, e infatti sarebbe rimasta dimenticata se non fosse venuta fuori per una pura casualità. Cosa ne penso della situazione di Report? Penso che è una vergogna, naturalmente, penso che stanno cercando di impedire la partenza di un programma minacciando di togliere la tutela legale. Tutela legale naturalmente non significa che il giornalista può sbagliare quanto gli pare e la RAI, se viene condannato, paga. Questo non c'è da nessuna parte e infatti non è questo il regolamento RAI. Il regolamento RAI dice
che la RAI, se manda in onda un tuo prodotto, vuol dire che lo ha approvato, soprattutto Report, che è un programma registrato. Dopodiché la RAI ti difende con i suoi avvocati al processo. Se al processo il giudice stabilisce che tu avevi torto e avevi torto per una colpa grave tua, cioè che l'hai fatto praticamente apposta a dire il falso o a diffamare qualcuno, allora ne rispondi tu. Se invece decide che non c'è colpa o non c'è colpa grave da parte del giornalista, allora l'azienda copre. Questo è il minimo, altrimenti nessuno lavorerebbe mai per una televisione o per un giornale, se il rischio fosse tutto suo e se dovesse pagarsi gli avvocati anche nel caso in cui poi nel processo gli diano ragione. È questo che vogliono togliergli, la difesa legale prima della sentenza. E prima della sentenza è ovvio che devi essere difeso dai legali dell'azienda per la quale lavori, che deve dare per scontato che tu hai lavorato bene. Perché? Perché è lei che ti fa lavorare ed è lei che trasmette il tuo prodotto. Altrimenti trasmetterebbe il prodotto di qualcun altro. Questo è un problema che si ripercuote di più su Report e di meno su Anno Zero, anche se il discorso è stato fatto anche ad Anno Zero. Perché? Per una ragione molto semplice, che la Gabanelli non è dipendente RAI, mentre Santoro sì. Per cui a Santoro nessuno può negare la difesa legale nel processo. Perché? Perché è un dipendente, mentre la Gabanelli no. Ecco perché è più intimidatorio questo discorso sulla tutela legale alla Gabanelli. Infatti ad Anno Zero ne stanno tentando un'altra, cioè stanno cercando di non fare il contratto a me, per mettere di fronte alla scelta Santoro farà andare in onda senza di me oppure non andare in onda, che comunque per loro sono due soluzioni che vanno bene. Una è l'ideale, non andare in onda, l'altra è sempre meglio che prima, ben sapendo che Santoro non va in onda senza di me, perché è una persona corretta che sicuramente non si fa imporre le censure. Speranze di un risveglio, certo, altro che se ci sono speranze di un risveglio. Io ho tali e tante speranze che sto imbarcandomi in l'avventura di un nuovo giornale in un momento in cui i giornali chiudono e licenziano. Penso che ci sia molta gente che se in un giornale trova delle notizie che non trova altrove, e vi assicuro che non è neanche così difficile fare un giornale con le notizie che non danno gli altri, viste la mole di notizie che non danno gli altri, anche se saremo mediocri, sembreremo magnifici, bravissimi, per abbandono degli avversari, non per meriti nostri, ovviamente. E quindi io sono convinto che ci sia, non solo è una mia speranza, ma è una mia certezza. Noi abbiamo lanciato una campagna abbonamenti per sapere prima se questo giornale avrebbe avuto dei lettori, cioè per sapere se era il caso di farlo oppure se andavamo a impiantarci nelle secche. E in un mese e mezzo, per lo più di vacanza o di post vacanza, abbiamo ricevuto 26.000 abbonamenti pagati da gente che non ha mai visto il giornale, perché non abbiamo visto nemmeno noi. Questo vuol dire che, dato che non tutti quelli che compreranno il giornale si sono abbonati, ma molti lo compreranno in edicola, magari si abboneranno dopo, vuol dire che ce n'è di gente. Poi magari non saranno tutti, ma intanto noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro per quelli che sono interessati all'informazione. E poi a mano magari ce ne saranno altri, anche perché poi chi legge il Fatto può sempre cercare di incuriosire qualcun altro o raccontargli quello che ha letto, o magari dimenticare il giornale nella sala d'aspetto del dottore o del dentista affinché qualcun altro magari lo raccatti. Ecco, è un tentativo di fare un giornale senza padroni, senza soldi dello Stato e che dia le notizie, quindi un giornale estremamente stravagante nel panorama editoriale italiano. Grazie, buonanotte.